balia dei flutti, sbattute sugli scogli, trascinate sott'acqua, perse in mari bui e tempestosi, completamente soggiogate dagli eventi atmosferici, sono le imbarcazioni dipinte da Marcus Larsson. Illuminati da una luce metafisica che sospende lo sguardo tra il concreto e l'irrazionale, i suoi paesaggi ci trasportano in una dimensione materica e al tempo stesso fiabesca. L'eccezionale cura dei particolari realizzati con piccole pennellate ci trascina con forza all'interno delle opere come le onde trascinano le imbarcazioni avventuratesi in mare nel momento sbagliato. Uomini incapaci di controllare il clima, gli sconvolgimenti atmosferici. Qualche volta un faro appena visibile instilla speranza nei naviganti in balia dei flutti. Larsson studiò alla Royal Swedish Academy Art di Stoccolma, affinando la tecnica pittorica e la sua spiccata sensibilità verso la rappresentazione dei paesaggi naturali. La decisione di concentrarsi sulle marine arrivò dopo un viaggio a Copenaghen, dove incontrò l'artista Willem Melby, specialista dei paesaggi marini. La natura è la vera protagonista delle opere di Larsson. La presenza umana è marginale, come fosse un elemento di contorno necessario ma non determinante. Una natura tumultuosa, affascinante, bella, spietata, indomabile.